Il dirigente generale del Dipartimento Lavoro ha bloccato per ben 2 volte ed in pochissimo tempo l'iter per la concessione degli ammortizzatori sociali. Per CGIL, CISL e UIL quanto accaduto è inaccettabile e per questo hanno deciso di protestare a Catania e chiedere l'intervento del prefetto. Questa mattina i rappresentanti sindacali e i cassaintegrati, in attesa di conoscere il loro futuro, hanno svolto un sit-in sotto la prefettura di Vietnea. Il blocco è dovuto alla mancanza di risorse economiche. Voi sapete che gli ammortizzatori sociali in deroga sono finanziati per il 40% dalla Regione Sicilia e dal 60% dal Governo nazionale. La Regione Sicilia non aveva ottemperato nemmeno per il 2011 al versamento della quota di compartecipazione, che erano 19 milioni di euro, per cui l'INPS bloccò anche il pagamento di queste risorse. Quindi, siccome il Governo nazionale ha versato soltanto 20 milioni di euro, che sono una quota minima rispetto a quello che è il fabbisogno che noi abbiamo in Sicilia, perché dai dati che noi abbiamo, ma che ci ha anche consegnato la dottoressa Corsello dell'Ufficio regionale del lavoro, il fabbisogno per la regione Sicilia è di oltre 240 milioni di euro e i lavoratori interessati sono oltre 20.000 nella nostra regione. Catania è stata anche teatro di un'altra manifestazione di protesta, quella dei forestali che aspettano il prolungamento delle giornate lavorative. Il sit-in davanti agli uffici di Vietnea si è svolto in concomitanza con l'incontro a Palermo con il governo regionale per dare una soluzione alla vicenda.